Benny io penso sia un dono di Dio. Quando è nata Benny è venuta l'ostetrica che sai quando vengono te la visitano, no? Te la guardano, auguri signora, tutto a posto. E l'ostetrica mi ha chiesto: e tu come l'hai chiamata questa bambina? Benedetta. E in quel momento l'ostetrica prende Benedetta e la alza in aria così e gli fa: tu un giorno diventerai qualcuno. Vedere una figlia felice, riuscire a realizzare quel sogno che sembrava impossibile, e ce l'ho fatta, io ci sono riuscita. Allora signore e signori, cominciamo tutti su un grande applauso iniziale, su Benny G, guarda che spettacolo. Facci scatenare, la cosa migliore che sai fare è cantare, poi le chiacchiere lasciate. Allora dai, quante che siete venuti? Mo va bene. Non sono solo io a dirlo che Benny è un fenomeno, che Benny sul palco se lo mangia, cioè molta gente lo dice, lo dicono anche le visualizzazioni, che Benny piace. Ero piccolo già dentro l'anima, mi camminava la musica. Lei è così spontanea, così naturale, che non si prepara niente, tutto naturale, è tranquilla, è come se il palco è casa sua. E già sognato, pure voleva cantare Lei è disinvolta sul palco, è difficile da spiegare, però è una bambina che sta bene sul palco, forse soffre più se scende. Grazie a papà, che credono in me. Abbiamo iniziato tutto per gioco, perché mi è stato detto fai video alla comunione, ti rimane il video della comunione del fotografo e poi rimane là, invece la canzone ti rimane, diciamo tra virgolette, almeno per 50 anni. Tu dici: quando ero piccola la bambina dice: mamma mi ha fatto fare una canzone. Noi l'abbiamo fatto con lo scopo personale di elevare la soddisfazione alla bambina che voleva fare una canzone. Che dopo 2 anni oggi Benny è la bambina più ascoltata in Italia, anche all'estero, tra virgolette, a me fa piacere, sono contenta, non me l'aspettavo, per l'amor di Dio. Si prepari Taormina, 2 bambini. Chi è Callarà, la ragazza? Callarà? Dai Benny però, su Benny che devi cantare, Benny, su. Poi Verrelli, 2 bambini. C'è Verrelli? Crespi, 2 bambini. La fanno la foto? Nardocci. Ho fatto tutto nella mia maniera, così molto, tra virgolette, povera, più povera che ci sia, cioè sono canzoni fatte da noi, video fatte dal videomaker non esperto. Per me è una grandissima soddisfazione perché l'ho creata io, Benny, il personaggio Benny, e lei va bene, però sono io che ho scelto le canzoni, sono io che ho scelto la musica, sono io che scelgo i video, anche i vestiti, tutto quello che comporta Benny, sono io che insieme a lei abbiamo fatto tutto. Per me è una grande soddisfazione perché da sola non mi ha aiutato nessuno, non posso dire che mi hanno aiutato, no? Ho fatto tutto da sola nel mio piccolo e anche senza soldi. Io non vi nascondo, Anna, da tanto tempo ragazzi, lo so. Ciao Arianna, ciao Samira, ciao Grazia. A Benny quest'estate gli è stato chiuso il canale di TikTok, prima gli è stato chiuso il canale di Instagram perché aveva meno di 13 anni. Io ho presentato i documenti, ho mandato le mie carte per dire che sono io a gestire, ma niente, non c'è stato verso. E poi hanno anche chiuso il canale di TikTok, sia quello di Benny che quello mio, perché anche quello mio, perché sul canale sia di Benny che quello mio c'era Benny che ballava, che cantava soprattutto. Io pubblicavo lei le sue serate, quando cantava, le sue esibizioni, tra virgolette, e sicuramente sono stati chiusi per le segnalazioni. Allora, ciao Benny, ma tu sei fidanzato con Daniele? No. Benny, mi aggiungi, certo.
Sono single, raga. Bene, vuoi fare le screen? Sì. Vai. Quando inizia ad arrivare il successo, c'è il gradimento del pubblico, incomincia ad arrivare anche la gelosia e l'invidia. Ho incominciato a ricevere piccole cattiverie, qualcosa che a mio parere non mi sembra giusto, soprattutto quando si parla di una bambina. Un po' di problemi li abbiamo avuti con una canzone che si chiama Tritola. Questa è una canzone che definisce lei com'è, perché a lei piace ballare, a lei piace twerkare, le piace fare quel ballo, quel tipo di ballo a lei piace, ce l'ha proprio dentro. Non potevamo fare un altro tipo di ballo perché lei è così, a lei piace fare questo. Vede Elettra Lamborghini che twerka e giustamente la imita. Vede Beyoncé e la guardano in TV e la imita e copia i balletti. Purtroppo viviamo in un mondo dove il social ha preso il posto dei giocattoli. Quando sono arrivati gli assistenti sociali io non l'ho presa bene, perché ho sempre fatto tutto per le mie figlie, tutto. Quindi non ero d'accordo su questa cosa, mi sembrava una cosa ingiusta. Però dall'altra parte ho pensato che forse è bene che lo facciano, perché si rendano conto di chi sono e di chi è Benny G. Se questo serviva per il benessere di qualche bambino sono d'accordo, perché è giusto che i bambini vanno controllati e tutelati, tra l'altro. Nei video quelli d'amore dove lei diventa la fidanzata del bambino del momento potrebbe dar fastidio magari agli occhi di altra gente, però non c'è malizia, cioè si vede che sta recitando, come in qualsiasi film un bambino recita, perché Benny recita, non è che veramente è fidanzata, sta recitando la sua parte per descrivere al meglio la canzone, ma non è veramente la fidanzata. Cioè, come devono girare un film e Benny fa la parte, ma non è che Benny, se fa la parte della cattiva, è veramente cattiva. Lei recita solo la sua parte per descrivere la canzone. Lo sai che domande fai, siccome ci stai. Abbiamo fatto tutto per gioco. Facendo tutto per gioco uno non se ne rende conto. Cioè, noi non credevamo mai che Benny avrebbe raggiunto questa popolarità. Se no avrei forse evitato qualcosina, non nego, ma non perché non sia giusto, ma per evitare le polemiche e magari di non essere capita. Sì, su questo sono d'accordo per chi sta al di fuori e non sa, però giustamente al mare si balla, si fanno i balletti, si fanno le sensual baciate, Benny balla, e però non andavo mai a immaginare che il video del villaggio potesse poi diventare virale. E se mi dai un bacio, stringendomi la mano mentre chiudo gli occhi, comincio a volare con te. Non sono stata capita, non è capita, perché la musica neomelodica non è compresa, non è capita, e pertanto spiegare a una persona che non segue la musica neomelodica non è facile. Vabbè, solo di quello più che altro, però il resto paura no, sapevo di essere una mamma, so di essere una brava mamma. È uno stranissimo percorso dentro una mamma che dice i social network sono i nuovi giocattoli, e però ci vediamo di fronte una bambina resa adulta e la madre dice no, ma sta solo recitando, però di fatto questa è l'immagine che rimanda. E però questa cosa, ed è l'altro aspetto di questa faccenda, ha un successo incredibile dentro quel sistema dei social network, e quindi diventa ancora più difficile pensare che se ne possa uscire. Continuiamo a seguire questa storia. Ok, vai. Piccola emozione, lo divido con te, l'amore più
più grande sei tu. Allora, in questo punto che siamo agli inizi della canzone, non devi gridare, è che siamo alle strofe, qui è più soft, ok? Non sparare, al ritornello devi dare più grinta, ovviamente, però alla strofa, ok? Vai. Sei così importante, tutto sei per me, ma se sono cantante, lo devo... Tutto... Non farlo troppo lungo, quello importante. Sei così importante, tutto sei per me. Un po' più corte, non le fare troppo prolungate, sennò tende a stancare con l'orecchio, ok? Sei così importante, tutto sei per me. Aveva 7-8 anni quando abbiamo fatto la prima canzone. Non è stato facile per me prendere una decisione del genere, anche perché per fare una canzone economicamente ci vogliono dei soldi. Cerca di intonare bene in quel punto, ok? Va bene. La strofa l'hai fatta bene perché hai dato la giusta interpretazione. Vai. Dirti quelle cose che non ti dico mai. Vai. Sei così. Le canzoni costano, cioè stanno da pagare, è normale che si compra in base all'importanza dell'autore, alla fama dell'autore, ha un costo la canzone, e così è anche per l'arrangiatore, così è anche per il videomaker. Sacrifici fai, mamma, tu lo sai, che il mio cuore è solo tuo, e t'appartiene ogni pensiero, ogni piccola emozione, lo divido con te, l'amore più grande sei tu. Mi sono limitata nel mio piccolo a investire quello che potevo, però sempre un investimento, ho anche fatto un prestito per far cantare Benny, perché a un certo punto non ce la facevo e il desiderio di farla continuare era troppo, e a volte ci vogliono i soldi subito, perché lì non è che puoi dire ti do 100 euro al mese, no, quindi ho fatto un prestito e l'ho fatta continuare a cantare. La mia vita non è stata per niente semplice, anzi, ho sempre lavorato da piccola anche con i miei genitori, dovevo contribuire alla famiglia, davo una mano. La mia famiglia c'ha mini seggiolini, mio fratello ha un mini brucomela e anche una baracca dove si spara. Vivere nella roulotte non era semplice, anche se noi amiamo stare lì dentro perché siamo abituati e la nostra vita è quella. Però non è facile, è una vita sacrificante, è una vita difficile perché si va a dormire tardi la sera, la mattina c'è comunque la casa da mantenere, quello spazio piccolo che abbiamo. E siamo gente umile, normale, che abbiamo bisogno di lavorare, se non lavoriamo non mangiamo. Guardiamo ancora un pezzo della storia di Benny e torno da lei, Brassone. Quattro anni fa ho scoperto di avere una malattia rara. Vado al pronto soccorso, mi fanno una TAC. Dice, signora, la TAC è bruttissima. Da qui a qui sei piena. C'è un tumore. Io ho visto la morte con gli occhi. Ho detto, cavolo, è ora. Benny non canta più perché sì, mio marito sì, però se non investo io, cioè se non vado io con lei non potrebbe fare niente. Sapevo già che sarebbe finita la sua carriera, perché senza di me non lo so se qualcun altro sarebbe riuscito. Nel frattempo ho chiamato l'autore, ho detto, senti, non è che prima che muoio mi scrive una canzone. Dio per l'ennesima volta io credo che mi ha premiato, perché nella PET è risultato 0. Io non c'ho più niente, grazie a Dio. La TAC mi dava pochi mesi di vita e poi alla fine non c'è proprio niente. La canzone si chiama Mamma non lo sai perché è quello che Benny prova per me,
e il suo grazie per tutto quello che io ho fatto per lei, perché in questa storia sono solo io che ci ho creduto veramente in lei, perché non è facile crederci e sperare che un giorno arrivi, perché è un mondo difficile da arrivare, è quasi impossibile, però io ce l'ho fatta io grazie a lei, perché poi io sì, però è lei che le piace. Non stai bene, magari fa che stai male, così ti metti un po' le mani sulla fronte, non stai bene, no? O ti giri da una parte, dall'altra un po', brava, stai sudando magari. Adesso ci gira dall'altra parte, non ridere. Quando non sto bene oggi, in modo... Non gridare però. Basta, no, a ridere. Sei mal di testa. Così sembra che sta nervosa, no? Sì. Dai. Vai. Vai! Andy, che hai? Non stai bene? Vai. Stai bene? Non ti senti bene? Accarezza la foto, sì. Vai ancora. Misura la mi dai un bacio lì. Sì. Toglilo, vai, vai. Ok. Dammi solo un attimo, ti voglio parlare, dirti quelle cose che non ti dico mai. Sei così importante, Seduta. tu sei per me, e se sono cantante, lo devo a te che fai tutto con me. Mamma non lo sai, io quanto ti amo, tu che mi hai sempre creduto, quanti sacrifici fai, mamma tu lo sai, che il mio cuore è solo tuo, e da parte in ogni pensiero, ogni piccola emozione, lo divido con te, l'amore più grande sei tu. Mamma tu lo sai, che il mio cuore è solo tuo, e da parte in ogni pensiero, ogni piccola emozione. Stefano Balassone sembra di vedere in piccolo, forse mi sbaglio.